Mister Luca Albieri, fresco vincitore del campionato regionale di promozione. Mister, è stata una bellissima finale, l'avevate cominciata malino per la verità, perché avete preso gol dopo 2 minuti, poi però insomma vi siete ripresi, siete tornati in partita, è stata una gara equilibrata, un errore del Portogruaro dal dischetto che forse insomma da quel punto di vista vi ha aiutato, ma insomma è stata una gara equilibrata, alla fine hanno deciso i rigori. Ma sono d'accordo con la tua analisi, ho fatto un'analisi perfetta della gara, di come è stata. Si sono affrontate le due squadre migliori della regione, fortunatamente abbiamo vinto noi solamente i rigori, perché la partita è stata combattuta nei 95 minuti, entrambe le squadre volevamo vincere questo titolo, che è veramente un grande orgoglio e una grande soddisfazione. Non è al merito a noi che abbiamo saputo centrare questi rigori, e poi anche nei 95 minuti io penso che non abbiamo rubato niente, perché abbiamo fatto una grandissima gara. Bojan Djordjevic, bomber del Castelbaldo Masi. Bojan, finale vinta ai rigori, tu ci hai messo lo zampino, un gol nei 90, hai segnato anche dal dischetto, grande freddezza tua, e diciamo che è la conclusione perfetta di una grande stagione per voi. Sì, diciamo che siamo partiti un po' male, purtroppo abbiamo preso gol subito, quindi sono cose che capitano, siamo stati bravi a crederci e a portarla subito in parità. Niente, è stata una partita molto tosta, perché loro sono una grandissima squadra, una gran difesa, quindi c'è stato a soffrire, però dopo l'abbiamo portata ai rigori e per fortuna l'abbiamo portata a casa e non abbiamo sbagliato neanche un calcio di rigore, quindi è andata tutto bene, dai. Specchia un po' la stagione perfetta che abbiamo fatto, quindi sono contento e penso che siamo tutti felici di aver portato comunque un piccolo paese così in alto, insomma è una soddisfazione. Mister Andrea De Cecco, tecnico del Portogruaro. Mister, diciamo che nella sfortuna c'è la fortuna che siete imbattuti anche questa sera, perché non avete perso nei 90 di gioco e purtroppo i rigori vi hanno condannato. Una partita molto bella, equilibrata, con tante occasioni, poteva finire in un modo o nell'altro, insomma alla fine si sa, i rigori sono una lotteria. Sì, più che i rigori direi che il rigore che abbiamo sbagliato durante i 90 minuti, quello ci ha pesato, però capita, sbaglia il rigore chi lo tira, quindi è normale che uno deve perdere. Poi un po' di amaro in bocca c'è, chiaramente volevamo festeggiare e mettere la ciliegina sulla torta, però nessuno cancellerà mai appunto questo campionato strepitoso e senza sconfitte, soprattutto come ha detto lei. Eros Pavan, attaccante del Portogruaro, al termine di una sfortunata finale del campionato di promozione. Eros, siete stati battuti tutto l'anno, alla fine anche questa sera lo siete stati, perché avete perso solamente i rigori. Il tuo contributo nella gara è stato molto importante, hai segnato e conquistato il rigore, purtroppo i rigori questa sera vi hanno tradito. Siamo stati un po' sfortunati, abbiamo sbagliato 3 rigori su 5, quando va così, va così. Beh. Comunque abbiamo fatto un gran campionato e va bene così, dai, cosa dobbiamo fare? Meglio di così era impossibile, non abbiamo mai perso tutto l'anno, anche questa sera siamo riusciti a non perdere, la lotteria dei rigori ha deciso così, dai.